Siamo qui con Giacomo Mazzariol, 20 anni, tutti lo conoscete, è di Castelfranco, è stato l'ideatore ma anche ha realizzato poi il video del Simple Interview, un video diventato virale, da cui poi è nato il libro Mio fratello rincorre i dinosauri, anche qui un fenomeno editoriale con 150.000 copie vendute. È andata bene, E è dai. andata bene, ci sarà un perché. E proprio Giacomo Mazzariol è il capo giuria della terza edizione del premio letterario Prunola, dedicata al noto liquore castellano che è qui, che poi forse apriremo. E quindi Giacomo, ti chiedo prima di tutto, tu come ti approcci alla scrittura? Allora, diciamo che questo libro che ho fatto è stato un po' un caso, è nato appunto da un video e mi sono trovato anch'io a dover fare lo scrittore, però ho capito che scrivere è una cosa che basta insomma scavare dentro di noi per riuscire a trovare la scrittura. Cioè la scrittura non è una tecnica, ma è una visione, è un modo di vedere le cose. E quindi per scrivere di fatto vivo, cioè molte volte mi ritrovo che mi chiudo per scrivere e non scrivo nulla, invece quando vado fuori e osservo con l'occhio verso fare qualcosa, un prodotto, riesco subito a trovare le parole. Ecco, quindi le parole, di fatto l'ispirazione principale viene dal mondo, non dal foglio bianco, non viene mai lì, non è, la scrittura non deve essere autoreferenziale, deve essere un'arma che ti aiuta a vedere meglio il mondo e quindi diciamo più vivo più scrivo, anche se pensavo il contrario. Sicuramente molti giovani ti vedono come un modello, molti giovani che aspirano a diventare scrittori e quindi cosa ti aspetti di trovare nei libri che poi dovrai, nei libri, nei racconti che ti troverai a valutare e giudicare e cosa consigli ad un giovane che sogna di diventare uno scrittore? Beh, c'è una frase di Maugham che dice ci sono tre regole per fare un bestseller, il problema è che nessuno sa quali siano. E secondo me è un po' il segreto, ecco, di scrivere bene, è di scrivere per se stessi. Scrivere i libri e i racconti che si vorrebbero leggere. Perché molte volte vedo e leggo delle cose scritte formalmente benissimo, uno stile perfetto, che cioè, a paragone il mio stile in confronto a certi scritti che leggo fa proprio schifo. Però quello che conta è raccontare qualcosa di sé e riuscire a trovare il modo di comunicare delle emozioni e per farlo in un modo efficace bisogna parlare delle proprie emozioni. Quindi molte volte vedo che in ricerca di questa scrittura bellissima si va a finire in un racconto che ha poca connessione con se stessi. Infatti a volte io prima di leggere i vostri racconti mi chiederò sempre ma perché lo ha scritto? No? E se non trovo il perché di una cosa mi discosto e dico vabbè ma poteva scriverlo qualcun altro, ecco. Quindi il mio unico consiglio è di scrivere una cosa che potete scrivere solo voi. Poi anche Harry Potter, per dirvi, è autobiografico, solo che è talmente fantasioso che racconta una storia che non sembra la storia della scrittrice, ma è sempre così. E quindi riuscire a trovare quella connessione lì è quello che dà quel passo in più per me. E quindi adesso abbiamo scoperto qual è la chiave per colpire nel segno del capo giuria. Ma qual è la novità di questa terza edizione? Perché c'è una novità e quali informazioni dobbiamo dare, quali sono le informazioni fondamentali per partecipare al premio, Giacomo? Allora, la prima informazione utile è quella che per scrivere un racconto, una poesia o il libro bisogna prima bere un po' di prunola, altrimenti l'ispirazione creativa non arriva. Poi dopo questo si può partecipare in varie sezioni e c'è la narrativa edita, la narrativa inedita. La novità di quest'anno è la poesia, quindi se siete dei poeti o se scrivete andando a capo spesso e quindi la pseudopoesia potete partecipare. Ma soprattutto ci tengo molto e vi aspetto numerosi per la sezione scolastica dei racconti inediti per un massimo di 15.000 battute entro il 31 gennaio. Poi tutte le informazioni le trovate nel sito, nella pagina Facebook del Premio Prunola. Però appunto è un'opportunità secondo me molto interessante perché è una cosa locale che ha uno sguardo verso, diciamo, al di fuori della città
e quindi è una bella occasione per chi vuole scrivere, anche per entrare in contatto, a parte che con me, che ci possiamo trovare in giro al bar, ma proprio con la dimensione del mondo letterario, perché è un premio serio che ha una bella struttura e ci indirizza chi partecipa a questo mondo letterario che è fatto di queste cose qui. Cioè, per riuscire ad accedere alla scrittura, a meno che non hai un colpo di fortuna come me, ma succede una volta ogni tanto, bisogna scavare e mettersi in gioco, e questo secondo me è un bel modo, anche molto innovativo e giovane, quindi vi aspetto numerosi. Bene, adesso quindi aspettiamo i racconti.